Scacchisti, siamo di fronte al più grande, probabilmente, cambiamento degli ultimi anni della Federazione Scacchistica Internazionale. Eccoci qui con questo malloppone. Ho preso un po' di appunti, me lo sono studiato per bene prima di fare il video. Sono 19 pagine di reportage fatto da Jeff Sonas, che è un analista, quindi analizza punteggi di scacchi e anche presidente della commissione per quanto riguarda la qualificazione dei punteggi EloFIDE. E si è accorto di una cosa che essenzialmente diciamo un po' da sempre. Ho fatto tanti video per quanto riguarda il punteggio Elo e come prepararsi ai tornei. Qui puoi trovare anche dei vari link, ma quello che insomma basta andare in un torneo di scacchi per sentire i giocatori più quotati lamentarsi e dicono: cazzarola, speriamo di non trovare qualcuno con un punteggio più basso del mio, o peggio ancora molto più basso del mio, perché non è detto che io vinca. Ora, non so se lo sai, ma per quanto riguarda il calcolo del punteggio Elo si basa sulle probabilità. Un giocatore con, sparo, 2000 punti ha il 97% di possibilità di vincere contro un giocatore di 1200 punti. Quindi se hai tutte queste probabilità non dovrebbe spaventarti giocare contro un giocatore di 1200. Eppure, secondo quello che vedremo anche all'interno di questo reportage, vediamo che in realtà le statistiche sono sempre a favore del giocatore che ha minor punteggio. Perché? Perché negli ultimi anni un pochettino il punteggio è andato a salire grazie anche a questa informazione, diciamo grazie anche a Mattoscacco. Scherzo, tanti canali YouTube, tanti blog, la gente si è appassionata più al gioco degli scacchi dopo la pandemia e poi una volta un giocatore che partiva con 1440 punti, oggi parte con 1000 punti. Capisci che ci sono, la chiamo una deflazione del punteggio. Pian pianino i giocatori che hanno il punteggio più alto lo vanno a perdere, i giocatori che hanno il punteggio più basso lo vanno ad aumentare, e ci sono tante cose da cambiare. Ed è così che Jeff fa una proposta, questa proposta che vediamo qui in prima pagina, e poi nelle restanti 18 pagine spiega per filo e per segno, tramite anche a delle simulazioni, di come questo suo cambiamento potrebbe mettere a posto un pochettino questa storia dei punteggi. Andiamo a vedere qual è essenzialmente la sua proposta. È ovviamente una proposta, bisogna vedere se appunto la FIDE la accetterà, però ci sono tutte le carte in regola per far sì che questa proposta funzioni veramente. Quindi rimani fino alla fine e rimarrai aggiornato su tutto ciò che succederà. Essenzialmente tutto si riassume in questa formula evidenziata in giallo di 0,40 per 2000 meno il proprio punteggio. Allora, supponiamo di essere, calcolatrice alla mano, di essere un giocatore da 1500 punti. Quindi iniziamo a fare 2000, vabbè, non c'è bisogno della calcolatrice, ma almeno rimane tutto bello visivo. 2000 meno 1500, 500 punti per 0,40 otteniamo 200 punti. Quindi io, secondo Jeff, io giocatore da 1500, in realtà sono un giocatore che valgo 200 punti in più, quindi totale 1700. Oggi noi lo sappiamo, giocatori da 1500 punti giocano veramente bene, e riuscire a battere in torneo un giocatore da 1500 punti te la devi sudare. Spesso te la devi sudare in finali complessi dove le partite potrebbero finire in un qualsiasi modo. È veramente tosta. Non bisogna mai sottovalutare nessuno giocatore da 1400, da 1300, da 1200 che giocano benissimo. C'è qualcosa che non va, questi punteggi devono essere cambiati. Essenzialmente quello che propone Jeff è una compressione dei punteggi da 1000 fino a 2000 punti. Secondo questo suo calcolo, basta vedere la tabella che vediamo qui a lato, a sinistra troveremo il punteggio iniziale. Lui vuole per esempio che un giocatore di 1000 punti, seguiamo la linea, diventi un giocatore da 1400 punti. Andiamo per esempio al giocatore da, appunto, come abbiamo detto, da 1500 punti diventa da 1700 punti. Un giocatore da 1700 diventa un giocatore da 1820, fino a comprimere il più possibile questi punteggi, fin quando un giocatore dai 2000 punti in su il proprio punteggio rimane
lo stesso. Quindi sarebbero essenzialmente dei punti gratis, degli abboni che vengono fatti per cercare un pochettino di livellare il punteggio e cercare veramente di dare un pochettino il punteggio che ha una persona realmente. Ripeto, io mi ricordo ho iniziato a fare i primi tornei nel 2009-2010, poi li avevo sospesi per via del conservatorio, eccetera, ma mi ricordo che 1800-1900 punti li battevi, fra poco non ti vedevano i doppi di cavallo. Ora sto esagerando, però oggi per battere un 1200 devi fare una faticaccia enorme. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa veramente da rivedere. E quindi questa è la proposta. Ora, a parte questa proposta, seguono una serie di pagine per giustificare questa proposta. Quindi l'idea è quella di cercare di comprimere, lui la chiama una compressione, di comprimere i punteggi e renderli più vicini possibili dai 1400 punti, perché grazie a questa compressione che lui ipotizza e propone, non ci sarebbero più giocatori dai 1399 punti in giù. Quindi essenzialmente dal 1400 a 2000 sarebbero tutti giocatori abbastanza ravvicinati e quindi ci sarebbe più possibilità di equiparare tutto. Ma andiamo a dare qualche spiegazoncina. Allora, qui spiega un pochettino il contesto. Allora, leggerò un pochettino perché lui dice che le prime classifiche della FIDE risalgono al 1970, dove si prendevano semplicemente in considerazione i giocatori dai 2200 punti in più. Ebbene sì, non so se lo sai, ma per la FIDE, Federazione Scacchistica Internazionale, noi comuni mortali al di sotto dei 2300 punti non siamo giocatori professionisti. Per loro i giocatori professionisti sono quelli titolati, quindi Maestro FIDE 2300 punti, dai 2300 punti in su, quindi 2300 punti Maestro FIDE, 2400 Maestro Internazionale, 2005 Gran Maestro, tutti gli altri sono amatori o forti amatori fino ai 2200 punti. Arriviamo poi così che con l'aumentare degli anni aumentarono anche i giocatori, quindi da 600 giocatori ai 1200 dai 1990, quindi la FIDE abbassò, quindi diede il punteggio anche a coloro che avevano fino a 2000 elo, e poi questo andando avanti col tempo decisero di abbassarlo a 1800 fino a 1600, 1400, 1200 fino ai 1000 punti stabiliti nell'agosto del 2012. Ora, questo continuo riduzione dell'ingresso minimo ha ovviamente creato un problema, ovvero, allora, c'erano meno di 40.000 giocatori nella classifica del gennaio 2003 e 400.000, più di 400.000 giocatori nel gennaio del 2023. E quello che puoi vedere è appunto come in questo grafico nel 2003, 2013 e 2023 come era distribuita l'affluenza dei giocatori, quindi l'ingresso dei giocatori. Oggi nel 2023 ci sono un sacco di giocatori nella fascia 1000, 1100, 1100, 1200 e così via. Quindi questo è un pochettino per inquadrare quella che è la situazione attuale. Ora, la riduzione del rating minimo ha avuto un effetto collaterale. Molti giocatori più giovani ricevevano valutazioni iniziali molto basse. Tu devi sapere che quando un giocatore non ha punteggio, fa una serie di partite, dopo aver fatto questa serie di partite, gli viene assegnato un punteggio. Spesso questo punteggio non è un punteggio assegnato bene, non è un punteggio reale, e quindi cosa succede? Che se tu ad un giocatore che in realtà vale di più gli dai un punteggio più basso, che cosa succede? Che questo inizierà a vincere partite, inizierà a rubare, a sottrarre punti ai giocatori che hanno più punti di lui, e quindi pian piano i giocatori che hanno più punteggio inizieranno a perderlo, perché ci sono questi giovani ragazzi che magari appunto hanno avuto un'assegnazione bassa, e poi nel corso del tempo, sai, i ragazzini da un anno all'altro crescono molto velocemente, quindi c'è anche questo fattore, e di conseguenza tutto ciò ha prodotto una deflazione. Nel 2014 la FIDE ha adottato misure progettate per contrastare questa deflazione, aumentando per la maggior parte dei casi il fattore K. Noi oggi sappiamo, per esempio, dato che appunto la maggior parte dei problemi è dato da questo punteggio iniziale che viene assegnato e dai giocatori giovani che da un anno all'altro diventano fortissimi, quindi tu l'anno prima
avevi perso contro un 1200, l'anno dopo questo è 2002, dici ma in realtà io ho perso contro un maestro di scacchi, no? Ecco, per contrastare questo c'è il fattore K. Nella formula per calcolare il punteggio Elo, quindi io ho perso contro lui quindi ho perso 10 punti, io ho vinto contro lui quindi ho perso 8 punti, c'è all'interno di questa formula il coefficiente K. Oggi attualmente questo K varia a seconda della fascia di Elo in cui ti trovi e anche alla fascia di età. I giocatori under 18 hanno questo K fissato a 40. Questo significa che ogni partita che fanno, che vincono, che perdono, che vincono, il loro punteggio sale e si abbassa molto velocemente. Questo era stato fatto pensando di riuscire a far salire più velocemente un giocatore che deve salire velocemente senza creare troppi problemi agli altri, ma comunque questo non è servito. Andiamo ad esaminare ora bene il problema della deflazione. Allora, il sistema del punteggio Elo in realtà funziona ancora per i giocatori sopra i 2400 punti. Perché? Perché se noi andiamo a vedere anche i tornei dove giocano Carlsen, Caruana, i top mondiali, giocano fra di loro. Quindi non c'è qualcuno che arriva dal basso che può sottrargli punti. Ok, un 2008 perde contro un 2790, poca roba, non è che perdi contro un 2003 che in realtà vale 2007 e quindi perdi tantissimi punti, ok? Quindi questo è un problema in realtà che si presenta dai 2000 punti in giù, ecco perché lui propone di fare delle modifiche appunto dai 2000 punti in giù. Dice: il problema è proprio i giocatori giovani più deboli, che sono stati immediatamente, significativamente sottovalutati alla loro prima valutazione. Il problema quindi è, come dicevamo, è l'assegnazione del punteggio ai giocatori, che magari, e soprattutto quelli giovani, che inizialmente sono deboli, poi diventano forti, e quindi anche se tu vai a sovrastimare il loro punteggio, cosa succede? Che loro, venendo sovrastimati, non so, vanno subito a 2000, 2100, 2002 ed essendo sovrastimati iniziano a perdere quelle partite regalando punti a giocatori di 2000, 2300 punti e anche lì vai in qualche modo a contaminare quella sezione di giocatori, quella categoria di giocatori. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Quindi nel momento in cui un giocatore con un punteggio sovrastimato o sottostimato entra all'interno del sistema globale, crea sempre dei danni al punteggio poi di tutti, perché il punteggio lo si trasmette solo da giocatore a giocatore, non puoi crearlo dal nulla il punteggio. E infatti lui dice: questo effetto deflazionistico non sarebbe stato un problema se il pool dei giocatori, cioè se tutti i giocatori fosse stato a numero chiuso, perché se siamo in tutto il mondo 5 giocatori di scacchi e ne entra uno che è stato sovrastimato, che è stato, scusami, sottostimato, inizialmente iniziamo magari a perdere qualche partita con lui, però poi la classifica si va a assestare. Chiaro è che tutti gli altri avranno sicuramente un punteggio medio complessivamente più basso. In più dice, con l'avvento della pandemia, che cosa è successo? Che i tornei al tavolo non si sono più giocati, non si poteva più giocare essenzialmente, molti giovani hanno cominciato a giocare online, giocando online si sono avvicinati alla forza di maestro e poi quando sono tornati alla scacchiera in realtà avevano una forza di gioco di 400, 500, 600 punti in più rispetto a prima e tutto ciò ha creato del problema. Quindi dice: facciamo un esempio che cosa succede oggi quando un giocatore da 1500 punti affronta un giocatore da 2500 punti. Allora, tu tieni conto che un giocatore di 1500 punti è considerato il giocatore medio e il giocatore da 2100 punti è un giocatore che non è ancora a livelli magistrali, ma è molto forte, è un candidato maestro molto forte che fra 100 punti va a toccare la categoria di maestro. Secondo voi come va a finire? Tra un 1500 contro un 2100 ci sono praticamente 600 punti di differenza. Andiamo a vedere quello che è stato esaminato. Allora, questi sono dei grafici dove si sono sfidati nel corso degli anni, qui dice dal 2012, partite in cui c'è stato un 1500 contro un 2100.
Nella prima barra dove c'è scritto 8% ci sono le partite giocate tra il 2012 e il 2013, scendendo sotto si va avanti 2014, 2015, 16, 17, fino ad arrivare al 22, 23. Questa devi sapere che appunto quando c'è una sfida tra un giocatore e l'altro, la FIDE quando ti deve assegnare poi il calcolo del punteggio Elo ti assegna delle probabilità. Per esempio, sparo un numero a caso, il giocatore da 2100 ha il 91% di probabilità di vincere. Chiaro, c'è ovviamente quel 9% di perdere. Ecco, secondo i giochi, quindi non il calcolo delle probabilità, ma i giochi che sono stati effettuati sulla scacchiera, dal 2012 al 2013 il giocatore che aveva il punteggio più basso, quindi il giocatore da 1500 punti, vinceva l'8% delle partite. E guarda come man mano che ci avviciniamo ai giorni d'oggi questa percentuale va sempre più a crescere, dove oggi il giocatore che ha 1500 punti andrebbe a vincere il 15% delle partite. Cosa sta a significare questo? Che in realtà quel giocatore che ha 1500 punti in realtà ne merita almeno 1700, perché è più forte, il livello medio si è alzato, c'è la deflazione, e prima un giocatore partiva da 1400 punti, ora ti parte da 1000 e quei 400 punti sono scomparsi. Quindi questa è una cosa molto importante e ciò fa capire che la differenza di punteggio di 600 punti tra un 1500 e un 2100 in realtà a livello di statistiche di percentuali va a verificarsi come se in realtà la differenza di punteggio sia solo di 300, perché se la differenza di punteggio fosse stata di 300, il giocatore col punteggio inferiore avrebbe avuto, secondo statistiche, il 15% di riuscita nelle partite. Quindi in realtà stiamo parlando che il giocatore di 1500 punti sta giocando come un 1800 punti. Quindi questo è veramente il problema, il grande problema di tutto ciò. E andiamo avanti fino ad arrivare a questo grafico molto importante. Allora, possiamo vedere varie linee. Guarda cosa succede. Allora, qui a lato abbiamo appunto la percentuale di riuscita e sotto abbiamo la differenza di punteggio, quindi 200 punti di differenza, 300 punti di differenza, 400 punti di differenza, 500 punti di differenza. Qui abbiamo le percentuali di riuscita, 70%, 75%, eccetera eccetera. Guarda un pochettino, nella linea nera abbiamo teoricamente quello che predice oggi le probabilità sulla quale si basa oggi l'odierna modalità di calcolare il punteggio Elo. Dice, guarda, un giocatore che ha per esempio più di 400 punti Elo rispetto all'altro ha il 90% di possibilità, questa secondo la linea nera, quindi secondo le probabilità calcolate della FIDE, di vincere. In realtà, se andiamo nella pratica e soprattutto andiamo nei giorni d'oggi, quindi andiamo a vedere la linea bianca, ossia le partite realmente giocate tra il 2021 e il 2023, ci rendiamo conto che in realtà il giocatore con il punteggio più alto ha solo l'80%. Dimmi che ho visto bene. Sì, ha solo, ecco, anzi qui era un più del 90%, siamo circa al 95%, in realtà è l'80% di possibilità. Quindi capisci che man mano che siamo andati avanti nel tempo, ciò che era teorico e quello che nella pratica si sta discostando sempre di più. In realtà se il calcolo reale, l'attribuzione del punteggio Elo rappresentasse veramente la forza di gioco di un giocatore, in realtà la linea bianca dovrebbe essere pari all'unisono con la linea, ce la posso fare con la linea nera. Ok, ce l'ho fatta. E questo è devastante. Questa cosa qui è veramente devastante. Fa vedere quanto in realtà il calcolo delle probabilità stimato dalla FIDE nel calcolo del punteggio in realtà si discosta di molto dalla realtà. Allora andiamo a vedere quest'altro grafico che secondo me è anche molto significativo. Andiamo avanti di qualche pagina e arriviamo a questo grafico. Allora, tra il 2008 e il 2012 sono state giocate una serie di partite. Ora vedi questo grafico, vediamo se riusciamo, dopo lo ingrandirò un pochettino in fase di montaggio. Allora, in tutte queste celle ci sono dei punteggi, meno 6%, meno 7%, più 6%, più 6%,
se il calcolo delle probabilità stimato dalla FIDE e se ognuno fosse veramente rappresentato dal proprio punteggio ELO, all'interno di ogni casella noi dovremmo avere il numero 0%. Ogni volta che vedi un numero diverso dallo 0%, quindi un numero negativo in rosso o un numero positivo in blu, vuol dire che c'è qualcosa che non va nel calcolo del punteggio. Quindi, che cosa dice questa tabella? Dice che se si sfida un giocatore da 1400 punti contro un giocatore di 1300 punti, in realtà ha un più 4% di probabilità rispetto a quelle calcolate dalla FIDE. Ma se andiamo a vedere, guarda questi poveri giocatori di punteggio più alto che sono penalizzati, giocatori da 1800, giocatori da 1900, giocatori da 2000, da 2100, che giocano contro rating più bassi, 1200, 1300, 1400, hanno nella pratica percentuali più basse di sconfitta, più alte di sconfitta. E andiamo ora ai giorni d'oggi e guarda quanto è accentuato. Infatti il colore blu è un colore blu più forte, il colore rosso è un colore rosso più forte. Un giocatore, prendiamo una di queste qualsiasi, per esempio, un giocatore che ha compreso tra i 1700 e i 1799, che gioca contro un 1300 o 1399, in realtà perde, secondo alle probabilità della FIDE, un 15% in più delle volte perde. E quindi ti rendi conto, che è quello che poi si dice sempre, che se tu vuoi guadagnare punteggio nei tornei dal vivo, la cosa migliore è andare a kamikaze ad iscriverti in un torneo dove sono tutti più forti di te, perché statisticamente, sono le statistiche, tu hai molta più probabilità di guadagnare punteggio andando a giocare contro giocatori che hanno un elo più alto del tuo, proprio perché probabilmente avrai più possibilità di fare danni, e anche solo se vinci 2 partite su 6 in realtà ti vai a prendere tanto ma tanto punteggio elo in più. Quindi c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa sicuramente da sistemare, e queste tabelle la dicono veramente lunga. Andiamo a vedere poi questa frase, insomma qui spiega un pochettino come funziona, e lui dice: il pool dei giocatori del punteggio elo è troppo esteso e c'è ben poco incentivo per qualsiasi giocatore ad affrontare volontariamente avversari di rating inferiore, poiché il risultato più probabile per il giocatore di rating più alto sarebbe sempre una significativa perdita di punteggio. Ogni volta in cui ti ritrovi a giocare contro giocatori di livello inferiore, sicuramente come va a finire? Che probabilmente vai a perdere punteggio. Quindi è sempre la morte. Ora a Vigevano, dove faccio spesso dei tornei, organizzano dei tornei round robin, cioè dei tornei a gironi chiusi. È sempre un problema quando all'interno di quel girone si presenta un giocatore che ha un elo, per esempio, tanto più basso rispetto agli altri, perché su carta è un giocatore che ha l'elo tanto più basso rispetto agli altri, ma nella realtà è un giocatore che bene o male ha le stesse abilità degli altri, che se per sbaglio vince una partita porta via un sacco di punti agli altri. Questa cosa non dovrebbe accadere se veramente il giocatore che ha quel determinato punteggio ha veramente quel determinato punteggio. Quindi andiamo a vedere la soluzione. Lui propone questa compressione dei punteggi attraverso quella formula che abbiamo detto prima, e questa cosa qui lui la propone da verificarsi in... Allora lui potrebbe dire: questa compressione potrebbe effettuarsi a gennaio-febbraio 2024, oppure si potrebbe effettuare a marzo-aprile 2024 o addirittura in ottobre-novembre 2023. Quindi stiamo un pochettino in attesa, vediamo un po' cosa succede, perché se ci regalano un 100-150 punti male non sarebbe. E questa qui è la formula di cui parlavamo prima, c'è in realtà poco da dire. Qui c'è lo stesso schemino di prima e qui ci sono alcuni esempi. Lui dice: guarda, prendiamo per esempio il giocatore A che ha 1200 punti, quindi questo cavalluccio nero. Siccome ha un punteggio inferiore dei 2000, poiché questa compressione va a toccare tutti i giocatori con elo inferiore ai 2000, stiamo parlando del gioco dal vivo, quindi non stiamo parlando minimamente del gioco online, il giocatore, quindi facendo questa formula, praticamente in realtà ha un punteggio di 1200 punti, andrebbe automaticamente a gennaio 2024, se si decide di aggiornare
tra gennaio e febbraio a 1520 punti, quindi avrebbe praticamente 1320 punti in più. Ora, ovviamente, man mano che ci avviciniamo ai 2000 punti, come puoi vedere, un giocatore da 1900 andrebbe solamente a 1940 punti. L'idea è che in realtà i giocatori con un elo molto basso in realtà sono molto più forti. Voi provate a giocare contro, sparo, un 1100 su chess.com e provate a giocare contro un 1100 nella vita reale. Il 1100 vi fa il mazzo a strisce, non ti regala pedoni, non fa sviste epocali, non si prende un doppio su re e donna. È molto difficile, molto difficile. Quindi ci sono dei miglioramenti di calcolo che lui propone all'interno di questa sezione. Allora, la prima regola che lui propone dice: secondo me tutti i giocatori che partono non devono più partire da 1000 punti ma da 1400 punti, un po' come era una volta, no? L'elo italiano era 1440. Questo perché? Perché in realtà per cercare un pochettino di omologare un po' tutti i punteggi, è in realtà un giocatore... Allora, quello che io dico prima è: un giocatore prima partiva, aveva 1440 punti, faceva 200 punti, andava a 1640. Oggi un giocatore che parte da 1000 fa 200 punti, fa 1200 punti, che però se tu vai a sfidare il 1200 contro il 1640 hanno più o meno la stessa possibilità di vincere o di perdere. Capisci che c'è qualcosa che non va. In più lui propone anche addirittura questa cosa che secondo me è da vedere. Lui dice: allora, quando bisogna determinare il punteggio nuovo di un giocatore che è senza punti, come si fa? Questo giocatore deve fare una serie di punti contro persone che hanno un punteggio, generalmente si tratta, se non mi sbaglio, di almeno 5 partite, dopodiché ti viene fissata la media dei loro giocatori. Quindi se la media dei giocatori che hai affrontato era 1600 e hai fatto, sparo, 2 punti, adesso sto sparando a caso, il tuo punteggio sarà 1600. In realtà lui chiede all'interno di questo calcolo di aggiungere anche 2 patte contro 2 ipotetici giocatori da 1800 punti, e questa cosa qui la spiegherà più bene, più nel dettaglio dopo. Poi dice: quando un giocatore è senza punteggio e gioca contro avversari classificati, il loro punteggio iniziale sarà calcolato allo stesso modo dei punteggi negativi. E dice: tuttavia la valutazione iniziale massima ottenibile è 2200 punti. Se uno entra con una valutazione superiore a 2200 punti, rimarrà sempre 2200 punti. E qui ti fa ovviamente un po' di esempi. Ecco, vediamo l'esempio 2B che secondo me vale più di qualsiasi cosa. Lui dice: un giocatore, che lo chiama player B, è un giocatore senza punteggio che ottiene un punteggio di 1 su 6, quindi su 6 partite nel suo primo torneo ne vince solo una, o magari fa 2 parti, insomma vince una sola partita su 6. E la valutazione media dei suoi avversari era di 1600 punti. Ovviamente c'era chi voleva di più, chi voleva di meno, ma valutazione media 1600 punti. Secondo l'attuale regolamento hai totalizzato semplicemente solo il 17% di punteggio contro i giocatori di media di 1600 punti, e di conseguenza il tuo punteggio sarebbe di 1327. Oggi, oltre a fare, comunque faresti sempre una vittoria su 6, ma si andrebbero a sommare anche 2 ulteriori partite contro 2 giocatori da 1800 punti. Questo aumenterebbe la media del punteggio complessivo dei tuoi avversari a 1650. A te ti farebbe fare non una vittoria su 6 ma altri punteggi. Questo ti aumenterebbe la tua percentuale di vittorie del 25%. Insomma, avresti così a febbraio 2024 un punteggio iniziale non più di 1327 ma di 1457. Quindi ancora una volta sono delle soluzioni atte a cercare di dare un punteggio più alto a coloro un pochettino che entrano. Lui dice: giustificazioni ed aspetti e risultati attesi. Allora lui dice: ho cercato di proiettare un pochettino quello che potrebbe accadere. In rosso abbiamo quello che è il punteggio attuale, in blu sarebbe il punteggio dopo le conversioni. Come vedi ci sarebbe una scomparsa dei giocatori di punteggio da 1000
a 1400, ci sarebbero solo fasce di giocatori più alti. Insomma, cosa sarebbe il prima e il dopo del punteggio? E come vedi c'è una grande fascia di giocatori molto più ravvicinata, da 1400, 5, 6, 7, 8 e fino ai 2000. Poi in realtà la fascia successiva non è minimamente intaccata. Lui dice il pericolo nell'andare con una valutazione minima inferiore a 1400 punti, per esempio lui dice a 1200 punti, è che i giocatori deboli in miglioramento otterrebbero valutazioni iniziali che sono probabilmente troppo basse rispetto alla loro abilità attuale, inizierebbero a togliere grandi quantità di punti ai giocatori invece che hanno un punteggio superiore, che è un po' quello, diciamo, che succede sempre. Quindi dice i giocatori che hanno 1200 punti andrebbero a 1550, insomma, solite cose che abbiamo sempre un pochettino più detto. Andiamo avanti all'interno del documento. Lui ci sostiene a sottolineare questa cosa. Dice: la formula per calcolare il punteggio iniziale è uno dei principali problemi della deflazione, poiché gran parte del sistema Elo è un gioco a somma zero. Lui dice non si inventano punti, è uno scambio di punteggio fra i giocatori e i punti di valutazione vengono scambiati. La formula di valutazione è la chiave. Lui dice cambiando la formula di valutazione dell'entrata di un giocatore, secondo lui riusciamo a risolvere gran parte del problema. Lui dice mettendo gli ipotetici 2 pareggi contro i giocatori del 2008 creerebbe un lieve fattore inflazionistico. Quindi lui dice rispetto alla formula di prima, facciamo finta che questo giocatore abbia pattato contro 2008, quindi lo renderebbe più forte. Ed entrando con un punteggio leggermente più alto, quindi andando a inflazionare il suo punteggio, in realtà creerebbe appunto questa inflazione naturale che andrebbe a combattere il naturale deflazionamento che è inevitabile quando il sistema della FIDE consente a giocatori molto giovani e deboli il miglioramento di entrare all'interno del sistema FIDE. Ovviamente quando un giocatore è in miglioramento, chiaramente il suo punteggio non è reale, ci vorrebbe quello che è il punto di domanda come su l'ICES, finché non si stabilizza per un po' il suo punteggio. Andiamo ora in quest'altro grafico. In questo grafico ancora una volta fa vedere, l'abbiamo visto prima, no? L'attesa dei giocatori con differente puntiero, quindi più 400 punti, più 450 rispetto a quello che in realtà succede, che è la linea bianca. Lui dice giocatori con 400 punti di vantaggio rispetto all'altro non ottengono nemmeno l'80% di probabilità, figuriamoci il 92% che è quello stimato da questo pallino tratteggiato. Secondo la FIDE l'82% dovrebbe essere, mentre non arriva neanche all'80%. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. In più, se non erro, non vorrei dire una cavolata, nel caso correggetemi se sbaglio con un commento qui sotto, se non mi sbaglio da qualche tempo c'è un po' la regola dei 400 punti messa dalla FIDE, che un giocatore che gioca contro uno che ha 400 punti in meno, se vince forse non vince neanche nessun punto, quindi è proprio un sistema atto a scoraggiare il giocare contro giocatori tanto più deboli di te, ma ripeto, e un po' la pratica lo conferma, è molto probabile perdere. E se perdi contro un giocatore che ha 400 punti in meno di te, cosa succede? Sono guai, come quando li recuperi più quei punti. È veramente, veramente difficile. Arriviamo poi alla parte 5, alla parte delle simulazioni. Lui dice, ho provato un pochettino ad implementare queste cose che io sto proponendo a partire per esempio dal 2017. Quindi facciamo finta che dal 2017 io implemento tutte queste soluzioni che ho proposto e vediamo un pochettino come sarebbero andati i vari punteggi Elo. Allora qui c'è questo grafico e dice gennaio 2023 è il grafico più in alto e dice ogni anno c'erano molti più giocatori con rating inferiore a 2100, infatti la gran parte del movimento e movimento diverso lo vediamo per quanto riguarda la fascia 2100 prima, dopo diciamo che le linee di diversi colori sono unificate. Poiché dice
siamo passati da 100.000 giocatori nel 2011 a 400.000, quindi per 4 giocatori nel 2023. C'è stata un'importante crescita nella fase iniziale, tanti giocatori sono entrati nel sistema Elofide e quindi sostanzialmente c'è stato un grande afflusso di nuovi giocatori. Ovviamente non c'è stato l'afflusso di nuovi giocatori dai 2100 in più, perché l'afflusso arriva nella prima fase. E dice: qualunque crescita modesta ci sia stata nei giocatori forti è stata annullata dalla deflazione. Dice che invece il punteggio, il pool di rating, la maggior parte appunto dei giocatori è cresciuto nella parte sinistra. Ora dice: supponiamo di aver messo tutte queste cose, la compressione, che i giocatori partono da 1400 anziché da 1000, avremmo noi ottenuto quest'altro grafico che si differenzia di parecchio rispetto a quello di prima. Allora, sostanzialmente i giocatori da 2100 punti in su ottengono sempre più o meno lo stesso andamento, mentre i giocatori di prima ci sarebbe un grosso incremento. Come vedi, spariscono tutti i giocatori da 1000 punti in giù, e questa sarebbe la nuova curva della percentuale di giocatori da 1500, da 1600, 1700, 1800, 1900 fino a poi a scendere. Ovviamente man mano che i punteggi aumentano il numero di giocatori presenti in quella fascia è diverso. E qui fa notare un ingrandimento di questa curva, che siamo in questa zona qui, e dice: grazie a questa mia proposta, essenzialmente portiamo più giocatori possibili verso i 2000 punti, e dice: alcuni di quei giocatori avanzeranno verso i 2100 punti o magari andranno anche verso i 2200, e adesso però andiamo ad ingrandire che cosa succede nella regione dai 2000 punti ai 2300 punti. Lui dice: le linee rosse diventano un po' più alte ogni anno e ci sarebbe ancora una volta una certa crescita del numero di giocatori con rating 2100-2002 e una piccola crescita in quelli con rating 2002-2003. Quindi in pratica ciò porterebbe anche a un piccolo aumento dei giocatori titolati. Questo portare un pochettino più punteggio all'interno del sistema, di metterli nel mercato, un po' come quando si stampano le monete senza alcun corrispettivo oro, dal 1970 questa cosa non c'è più. Praticamente questo porterebbe piccoli benefici anche in questa sezione, dove come vedi la linea rossa rispetto al grafico a sinistra è un po' più alta rispetto a essere più bassa, e questo porterebbe giocatori in più di 2200 punti, di 2003, quindi con conseguente maggiore numero di giocatori titolati all'interno del sistema FIDE. E ora andiamo a vedere questo grafico, e questo grafico è la proiezione delle sue applicazioni dal 2017 a oggi, quindi se le sue proposte fossero state inserite a partire dal 2017, e possiamo notare come la linea nera è ciò che l'Elo predice, ossia un giocatore con più di 300 punti ha l'85% di possibilità di vincere contro un giocatore che ha meno di 300 punti, e la linea blu è quello che noi avremmo esattamente avuto, vedendo le statistiche alla mano, con l'inserimento delle proposte di Jeff. Quindi, come puoi vedere, la linea nera, quindi quello che dice la FIDE, e la linea blu, ossia con le modifiche di Jeff, le linee praticamente combaciano, ed è questo che deve succedere. E ti ricordi quel grafico dove c'era tanto rosso e tanto blu, e dove ti dicevo che per avere il punteggio più simile vicino alla realtà ogni casella dovrebbe essere essenzialmente tendente allo 0%, qui in ogni casella abbiamo al massimo più 1%, meno 1%, più 2%, meno 2%. Questo è quello che dovremmo attenderci se il calcolo del punteggio Elo fosse veramente corretto. E se tu sei un giocatore da 1700, vali veramente 1700 punti. Se tu un giocatore da 1700 hai il 2% di possibilità di vincere contro un 2003, tu su 100 partite dovresti vincerne solamente 2. Questo è quello che uno si aspetta. Bene ragazzi, è stato un video molto lungo, spero di non avervi tediato con tutti questi numeri e analisi, ma io penso che sia stato molto importante fare un approfondimento di questa tematica, che ripeto magari non entrerà mai in vigore perché nessuno la proverà mai. Io spero veramente che questo cambiamento ci sia, uno perché porterebbe beneficio
anche a me, ma al di là di questo, veramente ragazzi, quando voi entrate in un torneo di scacchi, sentite sempre e giustamente giocatori forti che si lamentano del fatto che hanno paura di giocare contro i 1600, hanno paura di giocare contro i 1700 perché tranquillamente possono strappargli una patta, tranquillamente possono strappargli una vittoria e poi perdi 20-25 punti, ti girano con una sola partita, non li recuperi più. Fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate e vi lascio qui in sovraimpressione un'email dove essenzialmente la FIDE chiede pareri ai loro iscritti. Quindi se siete tesserati alla FIDE, alla FSI, scrivete un'email e dite la vostra, dite in inglese ovviamente, sono d'accordo con queste future implementazioni di Jeff, no, non sono d'accordo, sì, fateli sapere perché loro hanno bisogno anche di feedback e di cosa ne pensa la gente sul campo, perché spesso i dirigenti stanno dietro le scrivanie e non capiscono una mazza di quello che poi succede veramente nel campo, quindi hanno bisogno del nostro feedback e di sapere del nostro malcontento. Ragazzi, vi aggiorno.